pomeriggio. Venerdì, con l'entrata in vigore dell'obbligo della certificazione verde per tutti i lavoratori, TPL FVG si è visto costretto a ridurre le corse sul servizio extraurbano. L'intervento prevede la soppressione di 17 corse extraurbane da oggi fino a venerdì 22 ottobre, prevalentemente nella fascia oraria del tardo pomeriggio-sera, salvaguardando i collegamenti che interessano gli studenti. Sarebbero più di 20 conducenti mancanti nel servizio urbano, la cui assenza non permette la regolarità nel servizio, e a questi vanno sommati gli autisti delle corriere extraurbane. Dal 15 ottobre nei giorni feriali sono state cancellate 2.313 corse, pari al 19,7% di quelle complessive, a causa del consistente numero di assenze che sono state registrate fra gli autisti, ben 388, pari al 27,8% del totale. Assenze giustificate sia dalla mancanza del Green Pass che da malattia e altre motivazioni. Lo ha detto l'assessore regionale ai trasporti Graziano Pizzimenti, rispondendo a un'interrogazione dedicata a questi temi in Consiglio regionale. Per fare fronte all'emergenza causata dal Covid-19, le prefetture, in stretta collaborazione con la Regione, hanno già attivato delle misure importanti per assicurare un regolare accesso ai poli scolastici da parte degli studenti delle scuole superiori, sia attraverso i normali mezzi del trasporto pubblico locale che con l'ausilio di servizi aggiuntivi realizzati anche con la partecipazione di vettori in noleggio con conducente. Solo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto legge 139 lo scorso 9 ottobre, ha sottolineato Pizzimenti, sono maturate le condizioni per accogliere le comunicazioni preventive di non possesso del Green Pass da parte degli operatori del settore. La riorganizzazione dei servizi da parte delle società TPL FVG e delle aziende consorziate ha determinato infatti la soppressione di un numero consistente di corse, ma ha comunque garantito a tutti i territori i necessari collegamenti per i servizi scolastici. Pizzimenti ha anche parlato dei rimborsi ai viaggiatori, dicendo che trattandosi di un contratto tra vettore e viaggiatore, la tematicità e di competenza delle normative europee e italiane viene gestita direttamente dalle aziende di trasporto pubblico. È legittimo l'obbligo vaccinale per il personale sanitario, lo ha stabilito il Consiglio di Stato, che con la sentenza 7045 pubblicata oggi ha respinto l'istanza di alcuni medici, paramedici, farmacisti e parafarmacisti e altri operatori sanitari della Regione non ancora vaccinati, confermando dunque, come dicevamo, l'obbligo vaccinale contro il SARS-CoV-2. 4 stranieri di nazionalità pakistana e afghana tra 21 e 30 anni sono stati arrestati nell'ambito di un'operazione antidroga della squadra mobile di Trieste. Sono accusati di cessione e detenzione a fini di spaccio di stupefacenti tipo hashish. Agenti in borghese hanno documentato tra le aree di Campo San Giacomo e Piazza Libertà la vendita dello stupefacente e quindi il sequestro di hashish per un totale di oltre 100 grammi. Durante alcune perquisizioni effettuate in occasione dell'esecuzione degli arresti sono stati rinvenuti altri 70 grammi di hashish suddivisi in 65 dosi pronte per essere vendute. 3 degli indagati sono stati condotti in carcere. C'è stato un infortunio sul lavoro a Trieste. Nella notte un operaio è rimasto ferito dopo essere caduto da una scala da un'altezza di 3 metri. È stato trasportato in ospedale, non sarebbe in gravi condizioni. Furto all'esterno di una palazzina di Udine, dove dal giardino condominiale è stata rubata una statua decorativa. È successo in via Malteo e non è escluso possa trattarsi di uno scherzo. Ladri in azione poi a Cassacco, dove dal deposito di un'abitazione sono stati rubati arnesi per un valore di diverse migliaia di euro. Grazie ai fondi raccolti da Friulovest Banca, la Fondazione Bambini e Autismo di Pordenone potrà acquistare un nuovo macchinario per le esigenze sanitarie dei più piccoli. Un aiuto concreto per sostenere gli utenti piccoli e adulti della Fondazione Bambini e Autismo di Pordenone è quello realizzato da Friulovest Banca, che ha raccolto fondi per andare incontro alle esigenze anche sanitarie della Onlus pordenonese. Con questi soldi compreremo un elettroencefalografo molto utile per poter sorvegliare la salute dei ragazzi con disturbi dello spettro autistico, che
magari hanno difficoltà ad affrontare un esame come un elettroencefalogramma nel contesto ospedaliero, dove ci sono attese, personale magari non troppo esperto nell'accoglienza. Quindi è una cosa di estrema rilevanza per noi. Un tassello in più nella rete della Fondazione, che prosegue con ulteriori percorsi innovativi. Questo progetto è un progetto che si chiama Unità di Urgenza e Prevenzione e ha proprio il senso di curare le persone con autismo non soltanto sotto l'aspetto psichiatrico, ma nella loro globalità. Quindi Frances Marie Whitty, compositrice e violoncellista americana, sarà a Fagagna per l'unica data italiana del 2021. Ospite di Salotto Musicale del Friuli Venezia Giulia, l'appuntamento per sabato prossimo, 23 ottobre alle 21 nelle sale di Palazzo Pico a Fagagna. Il Guardian l'ha definita probabilmente la violoncellista più influente del mondo a livello sperimentale. Frances Marie Whitty, compositrice americana ed interprete dal curriculum unico nella musica contemporanea di area colta, come in quello dell'improvvisazione, sarà a Fagagna per l'unica data italiana 2021, in una speciale serata organizzata da Salotto Musicale del Friuli Venezia Giulia. La Whitty si esibirà assieme alla pianista Agnese Tognuti, che sottolinea l'unicità dell'appuntamento. Sabato 23 ottobre il Salotto Musicale del Friuli Venezia Giulia inaugura la stagione anche quest'anno con un evento speciale. Avremo come ospite la violoncellista Frances Marie Whitty in quella che al momento è l'unica data italiana. Suoneremo musiche di Silvano Bussotti, a cui il concerto è dedicato, Earl Brown, John Cage, Morton Feldman, Karl-Heinz Stockhausen e Giancarlo Cardini. Sono compositori che la Whitty ha conosciuto personalmente e con cui ha lavorato in prima persona. In più avremo l'onore di poter eseguire in prima assoluta l'opera partitura dell'artista Luciano Martinis, creata apposta per l'occasione. Grazie al Comune di Fagagna e alla comunità collinare ci spostiamo in un luogo più grande, la bella sala grande di Palazzo Pico, dove possiamo accogliere numerosi ospiti ai quali comunque consigliamo di prenotare. Insomma, vi aspettiamo sabato 23 ottobre, ore 21, sala grande di Palazzo Pico, Fagagna. C'è una notizia di cronaca che è appena arrivata in redazione. Un professore è morto questa mattina mentre stava facendo lezione. È successo nelle scuole di Tarcento, si è accasciato improvvisamente a terra, colto da un infarto. Per lui purtroppo le manovre di rianimazione tentate dai soccorsi sono state inutili. Un appuntamento per questo pomeriggio a Udine, in Sala Iace, sarà presentato il libro Prima e dopo Aldo Moro di Enzo Cataruzzi, giornalista che cura per Telefriuli la rubrica Il Punto. Il libro è edito dall'Orto della Cultura. Appuntamento alle 17:30. Il saggio parla di un'epoca prima, Aldo Moro, che tra l'altro era molto legato al Friuli Venezia Giulia, considerato la sua seconda patria, quando la politica italiana era, per così dire, pedagogica, mentre ora è spesso demagogica. Oltre 40 anni di rapimento e uccisione del grande statista, il saggio ripercorre le vicende politiche di quegli anni. Porterà i saluti all'incontro inserito nel ciclo Dialoghi in Biblioteca il sindaco Pietro Fontanini, e interverranno tra gli altri il condirettore del Messaggero Veneto Paolo Mosanghini e Giorgio Santuzze. Enzo Cataruzzi, appunto, è giornalista anche per Telefriuli. È conservata in un'ala privata del Castello di Spilimbergo una delle opere più importanti di Giovanni Ricamatore, più noto come Giovanni da Udine. È un fregio a stucco che risale alla prima metà del Cinquecento. Nell'ala Furlan del Castello di Spilimbergo è possibile ammirare uno dei pochissimi lavori in Friuli di Giovanni da Udine. Il fregio, dove sono presenti i festoni, le grottesche e gli stucchi di Giacomo I di Spilimbergo e di sua moglie Luigia. È un lavoro che è stato datato dal Vasari a cavallo fra gli anni 30 e 40 del Cinquecento, un lavoro che molto probabilmente quindi Giovanni dei Ricamatori o Giovanni da Udine ha fatto in un periodo di pausa dal suo lavoro romano, mentre probabilmente da quelli che sono dei dati notarili che sono arrivati a noi in epoca successiva possiamo indicare come un lavoro risalente al 1522 circa, proprio in concomitanza del periodo nel quale lo stesso Giacomo I, che ha fatto la diretta committenza del lavoro,
aveva una procura per il pittore nell'acquisto di beni mobili all'interno della patria del Friuli. Il lavoro sicuramente è uno dei lavori più importanti che abbiamo all'interno del nostro castello, un lavoro per il quale dobbiamo ringraziare la Fondazione Furlan per il lavoro di restauro che tra l'altro è terminato proprio nel corso di quest'ultima estate. Per questa edizione è tutto, vi do l'appuntamento a tra pochissimo con A voi la linea per gli approfondimenti delle principali notizie del giorno. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale, buon proseguimento di giornata, arrivederci.